Noi siamo venuti a parlarvi del fenomeno della caserma Piave, dell'esempio della caserma Piave, che è l'area che vedete un po' alle mie spalle. Se volete su Google Maps, se googlate ex caserma Piave Belluno, potete vederla dall'alto, così vi rendete conto di che tipo di area è, perché è un'area molto particolare. Allora, intanto è un'ex caserma che nasce un po' intorno al 1900, quando il comune di Belluno cede all'autorità militare 65.000 metri quadri tra Ponte nelle Alpi e Belluno, perciò tra due centri abbastanza importanti della provincia e appena fuori dall'autostrada, quella che poi sarebbe diventata l'autostrada. Nel 1950 ci viene costruita una grandissima caserma che tiene dentro la brigata Cadore e rimane attiva fino sostanzialmente tra il 97 e il 2004, che sono gli anni in cui dismettono le varie brigate, si riduce il numero di militari presenti nel territorio e si arriva al 2004 in cui la caserma viene abbandonata completamente a se stessa dall'amministrazione militare. Sostanzialmente si riduce alla metà, perché parte di fianco rimane un poligono di tiro tuttora attivo per i militari che passano per Belluno. Invece questa grande fetta di caserma, stiamo parlando di 30.000 metri quadri e 40.000 metri cubi, perciò volumi molto importanti, sono 15 stabili distesi su una piana molto lunga, con 3 piazze molto grandi di 2.000 metri quadri ciascuna, vengono abbandonate a se stesso. Succede che nel frattempo chiaramente il territorio si riprende quello che è suo, perciò pian pianino l'accumulo di materiale di deposito del vento costruisce un 25-30 cm di humus sul quale ricresce il bosco e si arriva al 2012 in cui Casa dei Beni Comuni, che è il soggetto di cui facciamo parte noi, fa il primo ingresso illegale nell'area per curiosare e addirittura ci trova un cerbiatto dentro, per dirvi il livello di naturalizzazione dell'area, e gli alberi che uscivano dai water della struttura, questo era un po' lo status, tant'è che i cancelli nemmeno si aprivano. Fate conto che dal primo cancello al primo stabile saranno 50 metri, noi non vedavamo lo stabile perché in mezzo c'era un bosco. Cosa succede? Succede che nel 2012, per fortuna, come molte caserme, passa dal demanio militare all'amministrazione comunale. Perciò la proprietà di quel territorio e di tutti gli stabili che ci stanno sopra passa dal demanio militare al comune di Belluno. Questo succede nel 2012. Contestualmente in città c'era un piccolo spazio sociale che si chiamava Blitz, da cui parte l'ipotesi di costruire un progetto più ampio in città, di aprirsi alla città e di ragionare con l'amministrazione, che era appena cambiata, della gestione di uno spazio pubblico. Questa cosa qua succede nel 2012, entrano i primi attivisti di Casa dei Beni Comuni, che nasce in quell'anno lì all'interno degli spazi, vedono questo spazio incredibile, abbandonato a se stesso e dimenticato anche da tutti i cittadini di Belluno. È un'area in cui non ci si passa, è vicino all'area commerciale di Belluno e artigianale, perciò non è un posto dove ci si passa a piedi sostanzialmente, non ha un quartiere intorno purtroppo, tornando all'esempio del bravissimo Triestino. E perciò è un'area completamente, un buco nero, completo, abbandonato a se stesso. Succede che noi entriamo lì, iniziamo a vedere quest'area e sfidiamo pubblicamente in una serie di assemblee pubbliche, ma una fondamentale nel 2013, il comune di Belluno sull'ipotesi di restituire quest'area, che era un'area che era sempre stata segreta perché militare, restituirla invece alla città nella sua complessità. Perciò non tanto per farci il progetto nostro, quello di Casa dei Beni Comuni, ovvero di costruire uno spazio sociale completamente autogestito che sapesse costruire cultura e un laboratorio di democrazia, lo chiamiamo noi, che vuol dire sostanzialmente fare pratiche di partecipazione sui più vari aspetti, dall'acqua, che abbiamo conosciuto Elisa, a tanti altri come l'uso di pesticidi nel territorio. Noi ci occupiamo di molti aspetti, ma questa è l'attività di Casa dei Beni Comuni. La sfida che abbiamo lanciato al sindaco era quella invece di restituire un'area alla città, non solo a noi. E il sindaco, e questo lo riconosciamo senza problemi, a Cesare quello che è di Cesare, accetta questa sfida e dice sì, proviamoci a iniziare a ragionare della caserma Piave. Cosa succede? Succede che chiaramente noi siamo un po' fastidiosi su queste cose qua, perciò nel 2013, senza alcuna autorizzazione ancora formale, apriamo i cancelli della caserma Piave, lanciamo pubblicamente tutti i weekend l'ipotesi di andare lì a lavorare con la cittadinanza per pulire l'area. Perciò armati di cespugliatori, motoseghe, cariole e tonnellate di buona volontà,
questa è un po' la situazione come ce la siamo trovata all'inizio. Entriamo e pian piano, metro su metro, credetemi, è metro su metro, iniziamo a guadagnare i metri che ci portano verso gli stabili. E man mano che guardiamo quest'area ci rendiamo conto della potenzialità incredibile, cioè stiamo parlando di un'area che da sola è più grande delle due piazze più importanti del comune di Belluno, in centro, questa è la dimensione. E anche della qualità dell'area. L'area è bassa, è una delle rarissime caserme basse, perché per fortuna e un po' per sfortuna si trova nel cono d'ombra, così si chiama, dell'aeroporto civile di Belluno. Morale della favola, tutti gli edifici devono stare sotto i 20 metri, perciò sono tutti stabili a un piano sostanzialmente. Cioè è una distesa che ti lascia vedere tutte le bellissime montagne che abbiamo intorno a Belluno. Da lì iniziamo un percorso, da una parte pubblico, dall'altra parte invece burocratico col comune di Belluno, per cercare di rendere plausibile quello che era il nostro viaggio, ovvero restituirla. E in effetti in quell'anno lì, perciò tra il 2013 e il 2014, è l'anno di passaggio in cui il comune di Belluno finanzia attraverso i suoi uffici uno studio particolareggiato dell'area, fanno una valutazione sia commerciale sia di stato dell'opera di tutti i 15 gli stabili interni alla caserma, predisponendo uno studio in cui ci sono diverse opzioni che i tecnici presentano all'amministrazione. C'è l'ipotesi, come succede in tantissime parti d'Italia, di alienazione a scopo di vendita, come in tantissimi posti, perciò metterla sul mercato. C'è l'ipotesi di tenersela per fare attività istituzionali come era stato previsto dall'amministrazione prima, che voleva farci un ecocentro grande 20.000 metri quadri per depositarci la monnezza di tutta la provincia di Belluno. E ultima opzione, c'è l'ipotesi nostra, ovvero trovare una formula per dare questi stabili alla cittadinanza. E lì un po', perché appunto di fianco c'era un bel percorso pubblico partecipato di incontri pubblici, di iniziative che hanno mobilitato un po' anche la cittadinanza su questo tema, l'amministrazione coraggiosamente sceglie l'opzione di non alienare, perciò di sottrarre al mercato questo bene, ma di cercare la valorizzazione di tutti gli stabili attraverso un percorso atipico sia per Belluno ma anche poi facendo un po' di ricerche per tanti posti d'Italia. Ovvero, cosa si arriva? Si arriva al fatto che nella caserma Piave si considerano tutti gli stabili come unità a sé, con un prezzo di mercato e perciò con un affitto potenziale calcolato sui prezzi di mercato. Come molti di voi sanno, le amministrazioni, dopo la bellissima idea di inserire il pareggio di bilancio, non possono alienare beni gratuitamente, i comodati sono sempre più difficili, anzi sono rarissimi ormai in Italia, se non vietati, forse addirittura a parte qualche opzione, perciò ci troviamo con la difficilissima situazione di avere un enorme valore di beni, però destinato a disfarsi clamorosamente, dall'altra parte tanti soggetti come noi, poveracci, perché noi non abbiamo tantissimi soldi, che vorrebbero però mettere mano su quegli stabili e farci le attività. La cosa lì nasce con un rapporto anche difficile con gli uffici del comune, per cui si arriva a questa convenzione tipo che ha un suo elemento di novità e di unicità, per cui sostanzialmente ogni soggetto gli viene calcolato l'affitto in base allo stabile che si è scelto, tra virgolette, ogni soggetto formale e informale, ci abbiamo tenuto a farlo mettere, proprio perché dare spazio anche a gruppi che magari non erano strutturati ma che avevano voglia di costruire un progetto. Ci viene calcolato un affitto sullo stabile al prezzo di mercato, come è stato fatto durante questo studio, e questa è la cosa interessante, noi tutti i lavori di rifacimento dello stabile, adeguamento e di ristrutturazione di ogni stabile vengono poi sottratti al potenziale affitto. Morale della favola, sostanzialmente, ve la faccio breve, noi per Casa dei Beni Comuni, per il progetto che riguarda solo la sua piccola casetta, che siamo su queste dimensioni qua sostanzialmente, e un hangar di fianco di 300 metri quadri di lamiera, molto simile probabilmente al vostro, abbiamo calcolato un progetto di 100.000 euro in 10 anni che sostanzialmente è a zero, cioè noi praticamente con tutto quello che investiamo per recuperare questi due stabili dovremo non pagare affitto per i 10 anni della convenzione che abbiamo firmato. Questo è un elemento fondamentale perché abbiamo inserito
una delle prime volte formalmente che i lavori di volontariato, cioè anche quelli che fanno persone come me che non hanno nessuna competenza, neanche quella per essere qua a parlare con voi, vengono riconosciuti però poi sulla materialità di quello che si fa. Perciò abbiamo trovato una formula per cui a fine lavori o tu hai la fattura, nel caso dei soggetti che possono fatturare o che sono costretti a fatturare, o nel caso che ci siano lavori fatti in economia, come molti dei nostri, viene formalizzato il prima dopo dei lavori e riconosciuto quel lavoro a tabella regionale. Perciò un procedimento, uno, trasparente, due, molto chiaro, perché poi deve essere uguale per tutti, e tre, conveniente per chi come noi non avrebbe mai avuto la possibilità di ristrutturare stabili e luoghi di quella portata lì. Stiamo parlando di situazioni a livello di stabili molto molto gravi. I nostri architetti ci hanno detto che entro 2 anni sarebbe stato più conveniente abbatterlo piuttosto che ristrutturarlo, perciò abbiamo rifatto, parlo di noi, di Casa dei Beni Comuni, di questa casetta qui, questa è la nostra, abbiamo dovuto rifare completamente le malte esterne, completamente tutto l'interno, molto del tetto, gran parte dell'impiantistica, cioè lavori molto imponenti. Questo ci ha permesso nel 2014 di firmare la convenzione fatidica che ci ha permesso di entrare lì legalmente e di iniziare a fare questo grosso lavoro di recupero. Il lavoro di recupero per noi non è stato un cantiere, come il primo esempio bellissimo che abbiamo visto della Green Station, ma il lavoro è già stato praticamente un evento di partecipazione cittadino, perché noi attraverso i lavori abbiamo costruito le relazioni, abbiamo costruito gli spazi, abbiamo fatto conoscere l'area e soprattutto abbiamo portato dentro molti di quei soggetti che poi hanno fatto le richieste e che sono diventati i nostri vicini di casa. Ad oggi, gli stabili della caserma Piave sono assegnati al 99%, ne manca solo uno sostanzialmente, ci sono dentro 11 associazioni, tra cui 2 soggetti che fanno teatro e che contestualmente agli spazi della caserma gestiscono anche 2 stagioni intere del Teatro Comunale di Belluno, tra l'altro un soggetto molto giovane che dovreste conoscere perché lavora in un hangar anche loro, esatto. Hangar 11 Slow Machine infatti, e 2 soggetti di teatro, 2 soggetti di scout, l'associazione della comunità islamica bellunese, perciò abbiamo gli scout, Ageshi e la comunità islamica, Casa dei Beni Comuni che siamo dei matti che stiamo in mezzo, 2 soggetti di radioamatori, voi direte Belluno, città di radioamatori, l'abbiamo scoperto anche noi, tra cui uno che fa protezione civile, perciò anche molto utile e una statura di servizio molto importante per il territorio, fanno ponti radio, e un gruppo che si occupa di allestire allestimento per eventi pubblici, capannoni, gestione di quel tipo di eventi lì, e mi sono dimenticato. E 2 associazioni sportive. E 2 associazioni sportive, di cui una forse va via purtroppo, ma insomma c'è un po' di tutto, c'è un ambito molto complesso. Da lì, e dopo vi spiegherò un po' Ilaria cosa è successo poi in quest'ultimo anno in cui c'è stata un'ulteriore accelerazione, però da lì, dai primi lavori, hanno iniziato a entrare i soggetti a firmare le convenzioni e si è arrivati e si sta arrivando, e per questo diciamo bene comune, tanti ci si riempiono la bocca con questo termine, per noi ha una questione molto reale, molto materiale. Si tratta però della gestione degli spazi comuni che sono molto di più di quelli che sono gli stabili, cioè il nostro stabile conta 150 metri quadri, campi stabili se non sbaglio, più 300 di hangar, ma gli spazi che dobbiamo gestire tutti insieme con questa diversità tra vari soggetti è di circa 7000 metri quadri di strade, piazze in cui bisogna fare manutenzione, gestione e collaborazione spalla a spalla con soggetti che non hanno mai collaborato sul territorio, che non si conoscevano prima di essere lì e che invece stanno imparando a conoscersi, stanno imparando a lavorare insieme, stanno imparando a costruire insieme gestione di quello che è il bene comune. La fortuna, tra virgolette, da parte nostra almeno, perché poi c'è chi non la pensa come noi, è che nella fase iniziale di questo progetto Casa dei Beni Comuni è stato un po' il motore che ha spinto tante delle scelte che ci sono state fatte dentro la caserma, non perché siamo bravi, ma perché eravamo quelli con le motoseghe in mano quando era il momento delle motoseghe, perciò diciamo ci siamo guadagnati 2 stellette sul campo grazie al lavoro non specializzato. E abbiamo spinto molto, ma è tutto molto facile perché anche gli altri soggetti condividono con noi questo tipo di approccio. Si sta andando verso una definizione degli spazi comuni che davvero supera la dicotomia tra
l'interesse privato di ogni soggetto e quello pubblico del comune di Belluno. Lì abbiamo volutamente e anche un po' per scelta obbligata, ma c'è stata sicuramente una spinta grossa, lasciato che il comune stesse fuori da quel luogo lì, e dentro i cancelli tutto quello che riguarda la manutenzione anche ordinaria degli spazi, che riguarderebbe chiaramente il suo proprietario, che è il comune di Belluno, è in capo a noi, e stiamo gestendo in questi anni, dal 2013 a oggi, tutta la manutenzione ordinaria. Adesso gli spazi sono veramente attraversabili completamente in autonomia. La cosa di cui andiamo fieri è che tutta questa operazione al Comune di Belluno sostanzialmente è costata pressoché zero, e il valore di questa operazione invece potenziale negli anni è molto alto, perché come immaginate quando è stata presa l'area aveva un valore, i nostri lavori di ristrutturazione tutto a carico di soggetti privati hanno fatto aumentare il valore esponenzialmente sia delle strutture ma sia di tutta l'area, e questo con questo meccanismo virtuoso per cui noi lavoriamo per aumentare il valore di un bene che è di tutti, ma in cambio abbiamo uno spazio dove poter fare le attività. Poi chiaramente una cosa che vedete, che vi aggiungo, poi sono disordinato, casomai Ilaria tappa tutte le cose che ho dimenticato, io ho detto malissimo. Nel 2015, trovandoci con l'area che sostanzialmente era pulita, però era orribile, cioè un'ex caserma, per quanto sia interessante dal punto di vista urbano e rigenerativo, era brutta come l'ostia, cioè i vestiti che aveva sgradevoli. Allora abbiamo avuto questa idea qua che vedete sui nostri muri, cioè che è stata quella di cercare di organizzare un evento che fosse sia un evento pubblico, ma che ci portasse un po' un restyling completo della caserma. E abbiamo organizzato Clorofilla, che sostanzialmente è un festival di arti pubbliche condivise, le abbiamo chiamate. Noi non avevamo neanche la paranoia di non sembrare uno spazio sociale, tanto era talmente brutto che, voglio dire, qualsiasi cosa sarebbe stato meglio, e invece di farlo viola abbiamo contattato, grazie alla relazione con Eric Alcane, che forse qualcuno di voi conosce, un bravissimo street artist internazionale, e che per fortuna, grazie al cielo, era nostro amico anche. Abbiamo organizzato questo festival internazionale, portando ogni anno, sostanzialmente dal 2015 all'anno scorso, tutti gli anni una decina di street artist di livello, perciò non il writer di provincia, con il massimo rispetto ai writer di provincia, però gente di un certo spessore, e gli abbiamo fatto fare la spinta iniziale a colorare, a rifare parte di tutti i disegni che vedete dentro la caserma, costruendo un primo evento pubblico davvero condiviso, davvero aperto, che ha portato tanta cittadinanza, tanti bambini con un bellissimo progetto che ha seguito Ilaria, tantissime persone dentro la caserma Piave, mentre questa cambiava forma pian piano, e perciò negli ultimi 3 anni tutto ha preso una forma un po' più gradevole dal punto di vista anche estetico, perché sono d'accordo con l'amico di Trieste, comunque conta molto nell'approccio poi nei territori, sapere anche parlare con chi hai di fianco, e questo è fondamentale. La fortuna appunto è che la caserma Piave non ha un linguaggio solo, cioè non parla solo la nostra lingua, che è quella di Casa dei Beni Comuni, ma è uno spazio complesso che parla molte lingue, da quello della protezione civile a quello di uno spazio sociale o di un laboratorio come noi. E basta, io credo che mi fermerò, lascio all'ultima parte invece di quello che è successo quest'anno, perché chiaramente c'è stata un'accelerazione, anche una razionalizzazione di quello che è il nostro percorso collettivo molto interessante. Ultima cosa che dico, che magari è interessante, è che dal 2013, quando siamo entrati l'energia elettrica, per esempio, nel nostro stabile è arrivata nel 2016. Cioè i primi 3 anni di lavoro dovete considerare che li abbiamo fatti tutti con generatori in correnti dell'Idel. Conoscete? Perciò lascio la parola a Ilaria, che invece vi spiega l'ultima fase di questo percorso. Buongiorno, questa ultima fase parte proprio dagli spunti dati da Clorofilla. Durante Clorofilla non solo abbiamo degli street artist che fanno dei lavori eccellenti, arrivano anche dall'America del Sud, abbiamo dalla Colombia. Proprio dalla Colombia arriva un'esperienza di laboratorio serigrafico molto importante, e ci
fa appassionare a questa tecnica, ci iniziamo a pensare di fare un passo oltre. Un po' l'avevamo assaggiato con questo libro fatti con i bambini di 5 anni, di un asilo, di una scuola materna, che vedendo la megattera che è stata fatta da un artista sardo, creano la storia del perché una megattera sia in mezzo alle Dolomiti, perché effettivamente era una cosa un po' bizzarra. Tutti questi esperimenti con la cittadinanza da 5 a 99, mi preme anche dire che io sono tra le persone più mature che frequentano quello spazio, quindi c'è un'appropriazione anche a livello di società, di target molto giovane, e ci teniamo a dire anche questo. A fronte appunto di questi esperimenti con la cittadinanza riusciti, decidiamo anche e soprattutto grazie alla possibilità che ci viene data dal Comune di Belluno di partecipare a un bando promosso da ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e cofinanziata dal Dipartimento, scusate leggo perché è lunghissimo, della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Nell'agosto 2015 il Comune di Belluno partecipa a un tavolo per la promozione proprio della rigenerazione urbana. Aprile 2016 viene emanato questo bando, decidiamo di partecipare. Vinciamo, su 50 progetti siamo tra i primi 14, per la precisione ottavi, e lo vinciamo grazie al cofinanziamento del Comune di Belluno, che è pari a 53.000 euro circa, ma soprattutto grazie al nostro lavoro, cioè a tutto quello che andremo ad apportare noi in questo progetto. Partecipiamo come partner attivi Casa dei Beni Comuni, quindi l'associazione di promozione sociale Casa dei Beni Comuni, e Slow Machine, che appunto è sempre un'associazione che si occupa di teatro e che ha la residenza teatrale, ha una delle residenze teatrali del Teatro Comunale di Belluno, come diceva prima Lorenzo. Cosa decidiamo di fare con questi soldi? Progettiamo un laboratorio di serigrafia artigianale per dare un valore aggiunto a quest'area, un qualcosa in più che possa dare lavoro. Infatti grazie a questo bando riusciamo ad assumere 2 ragazzi under 35 che formiamo, sono andati in Brianza a formarsi da uno dei più importanti tecnici serigrafi italiani. Abbiamo la possibilità di iniziare anche ad autoprodurci materiale, che non è proprio una cosa da poco, e abbiamo anche la possibilità di sostenere campagne che abbiamo attive in questo momento, anche grazie appunto alla produzione di bandiere piuttosto che volantini piuttosto che altro. Qui vedete per esempio l'esperimento durante clorofilla di una parte di serigrafia pubblica fatta al parco comunale. Oltre al nostro progetto del laboratorio di serigrafia che è stato fatto all'interno dell'hangar, i nostri vicini di casa, quindi Slow Machine, nel loro hangar creano un piccolo teatro ad uso dell'associazione, e proprio questa sera porteranno in scena per la seconda volta il pezzo teatrale Home, che ha visto il coinvolgimento dei ragazzi, mi sembrano 12 ragazzi da veramente tutto il mondo. Richiedenti asilo. Anche richiedenti asilo. Appunto, all'interno del bando poi abbiamo un'azione nella quale andiamo a strutturare tutto quello che è l'assemblea gestionale delle parti comuni di cui vi parlava prima Lorenzo, perché è uno degli aspetti più interessanti, più entusiasmanti, però anche più difficili da realizzare, e quindi ci vuole una strutturazione anche a livello di regolamento, di documenti di progettazione partecipata, di gestione anche delle semplici assemblee,
perché gestire comunque 12 associazioni o comunque 12 realtà non è proprio semplice. Forse una riunione di condominio ogni tanto è più facile, è molto più facile, e anche perché siamo estremamente eterogenei, quindi dalla diversità dobbiamo trovare quei punti in comune per rendere questo veramente uno spazio aperto. Spazio militare diventato un bene comune aperto. I cittadini non devono più vedere quei cancelli come una chiusura, ma l'apertura di quei cancelli per poter entrare, ma poterne anche uscire arricchiti dalle esperienze che possono trovare all'interno di questi 32.000 metri quadrati. La parte invece poi dei lavori che vengono fatti all'interno della caserma, abbiamo attuato, grazie al Comune di Belluno e grazie alla Prefettura di Belluno e le società cooperative che aiutano, che hanno in gestione i richiedenti asilo, li stiamo facendo venire a fare il lavoro volontario, perché ovviamente loro va, anche per integrarli. Loro hanno iniziato in 2, poi sono aumentati e sono loro che chiedono ai loro referenti di poter venire da noi a fare questi lavori di manutenzione, quindi è anche socialmente ci rendiamo conto che lo sapevamo, ma questo ci ha dato conferma che c'è bisogno anche di questo tipo di attività, e loro sono assolutamente ben disposti, tant'è che adesso c'è il passaparola e quindi aumentano sempre di più la presenza di questi ragazzi che vengono ad aiutarci soprattutto per la manutenzione delle aree comuni, e il Comune l'ha anche chiamato insieme alla Protezione Civile invece per la risistemazione dei muri esterni e delle cancellate esterne. Quindi il bando totale è di 253.000 euro, di cui appunto 53.000 in cofinanziamento del Comune, gli altri 200 sono stati utilizzati per fare il teatro, per fare i lavori di manutenzione delle aree e per fare la serigrafia. Devo dire che non è stato semplice, ve lo dico molto sinceramente. Partecipare a un bando per associazioni come le nostre richiede uno sforzo economico considerevole, richiede uno sforzo proprio in tempo reale, in ore lavoro enorme, perché ci siamo resi conto che se noi avessimo voluto fare tutto grazie a un finanziamento avremmo dovuto chiedere, non dico il doppio della cifra, ma quasi. Tantissimo. Noi lavoriamo su base volontaria, fondamentalmente. Abbiamo ovviamente, grazie al bando, potuto attivare delle figure professionali che possano aiutarci anche nella promozione dello spazio, in una figura professionale che faccia da responsabile per l'assemblea di gestione, quindi il coordinatore. Abbiamo creato comunque lavoro per 8 persone, di cui 6 under 35 per 2 linee progettuali, più per un'altra linea progettuale siamo a 3 figure professionali, tutte under 35, e ovviamente il coinvolgimento dei ragazzi, perché il nostro logo, perché noi partiamo da cittadella del terzo settore, che quando lo sentivamo ci facevamo, mamma che brutto. Diventiamo ex caserma Piave, laboratorio di creatività urbana, noi oggi siamo Spazio ex caserma urbana. Spazio Ex nasce come logo, ma anche come nome, grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro con un istituto artistico di Belluno, statale, l'istituto Catullo, con una classe quarta, che non solo ha creato il nostro logo, poi risistemato ovviamente dalla nostra responsabile della grafica, ma farà anche la decorazione su strada per quella che è la via di accesso, che dallo stradone principale che porta da Ponte nelle Alpi a Belluno, sulla strada che appunto porta all'ex caserma, verrà fatto questa decorazione. Un'altra cosa importante, alternanza scuola-lavoro con l'ITIS Segato di Belluno, invece per quello che è il rilievo, giusto, e tutta la
strutturazione, diciamo, del rilievo e la sua digitalizzazione invece proprio dall'area di, sempre questa strada, di accesso al compendio. Quindi abbiamo voluto anche fare questo tipo di progettazione con i ragazzi. Abbiamo avuto un riscontro eccezionale, quindi è stato, diciamo che è un progetto estremamente positivo. Io non vi taglio altro, ovviamente se avete domande saremo più che disponibili a rispondere. Grazie.